Amici bellini, abbiate pazienza, lo so che De Bruyne occupa tutti i vostri pensieri, ma io mi sento di entrare in clima prepartita, perché non solo dobbiamo parlare insomma del Genoa, domani ci sarà la conferenza di Conte, ma anche le altre partite che sembrano inutili potrebbero interessarci. Cominciamo? Ecco, poi magari a fine video una chiave di lettura su tutta la situazione del Bruyne. Adesso ci fanno sapere le case, la moglie, non gli piacciono le case a Posillipo, sono troppo piccole, vabbè, ma si trovano, se le vuoi si trovano anche le ville più grandi a Posillipo, non c'è problema. Ne parliamo a fine video, adesso voglio entrare in clima campionato. Benvenuta, penso, Filomena Gattor. Oh, benvenuto Gattor, se Filomena è il cognome. Allora, volevo parlare un po' di campo. Abbiate pazienza, perché escono altre notizie di mercato, nomi pazzeschi, ma queste sono importanti a fine video. Spostiamoci un secondo con un Ambrabam. Ecco, vediamo un attimo le partite, perché tra poche ore, o tra pochi minuti, o se è stata già giocata, dipende quando ve lo vedete, Milan-Bologna, che onestamente non interessa per le nostre classifiche, perché il Milan non può andare da nessuna parte, il Bologna invece può mettere, è importantissima questa partita perché è anche l'anticipo della finale di Coppa Italia, e se andiamo a vedere la classifica il Bologna è lì, quindi è interessante e può dare anche una spinta per le partite che poi dovrà affrontare l'Inter, per esempio la Lazio. Se il Bologna fa il suo dovere e si mette davanti, la Lazio è costretta a fare partita vera, assolutamente, mentre il Milan sì, potrebbe rosicchiare qualche punto per arrivare ottava, ma veramente poca roba. Tutto devono puntare sulla finale di Coppa Italia. Il Como, che non può raggiungere il Milan, però potrebbe togliersi lo sfizio di voler arrivare decimo. Ecco il Como e il Torino. Il Torino, volete veramente l'umiliazione di arrivare undicesimi e fare sempre dei campionati anonimi? Almeno il Como neopromosso lo volete superare? Mi chiedo io. E quindi, come vedete, Como Cagliari, due squadre tranquillamente salve che potrebbero giocare a pallone tranquillamente. Però se il Como c'ha pure lo sfizio della classifica non è male. Lazio Juventus sarà uno spettacolo di chi poi non vuole farsi male, perché c'è anche un pochino la situazione non chiarissima nelle varie società. Empoli Parma è lì, poi pure si butta un pochino il cosiddetto sangue. Sunday il Torino, il Monza, veramente è questione di capire se il Monza vuole essere la peggiore delle retrocesse nella storia oppure no. Verona Lecce, scontro epico, e poi ci sono queste due partite che non interessano proprio a nessuno, perché è più importante parlare di De Bruyne. E a proposito del Napoli, della formazione, se ci spostiamo da un'altra parte, vediamo un pochino quello che potrebbe essere il piano gara, e ci fa sapere Carlo Alvino, oltre a una serie di cose, di possibilità. Molto gentile, grazie. Montiamo qualcosa, signor De Laurentiis? Ma che De Laurentiis? De Pasquale! Oh, sì, De Pasquale! Ha ragione, scusi, signor De Paoli. Ma che De Paulis? Io mi chiamo De Cosis. Anche per quanto riguarda il mercato, ma ripeto, ne parliamo dopo, e ci fa sapere una buona notizia, che forse potremmo portarci Neres in panchina, e non è una notizia da poco, proprio per avere uno sbocco, uno sfogo, una possibilità, un cambio migliorativo, più offensivo, se poi devi fare qualcosa di più nel secondo tempo. Io non penso che si possano accorciare i tempi per vederlo direttamente titolare, perché si parlava addirittura forse giusto per l'ultima partita, però se te lo puoi portare in panchina già è qualcosa. Immaginiamo che Lobotka non ce la fa, mentre Neres te lo puoi portare, e come vedete si potrebbe bissare quello che era il sistema che abbiamo visto già contro il Lecce, con Olivera e Rachmani qui. Se Gilmour si abbassa, ovviamente si allargano i due, e quindi facciamo muovere la palla dalla difesa così, e abbiamo questo Raspadori che può venire un pochino incontro, Anghissà che va qua, Spinazzola che va qua, con Di Lorenzo che lo sapete che si butta poi dentro con le varie situazioni. Anghissà va in profondità, Politano prende la palla, Lukaku, McTominay, punte centrali, capiamoci quando ci diciamo questo, ovviamente regia e finalizzazione.
in fase di non possesso. Se il Genoa si conferma col 4-2-3-1, gli accoppiamenti sono abbastanza chiari. Uno deve andare fuori a prendere il trequartista, che potrebbe essere Messias, uno deve fare la lotta con Pinamonti, e tutti gli altri accoppiamenti sono abbastanza leggibili. Poi vediamo se un McTominay si allarga magari sul terzino destro, Raspadori e Lukaku vanno a prendersi due centrali, ci sarà De Winter da mettere in difficoltà in quella zona, e il resto è bello che è fatto. Ah, fermi tutti, arriva comunicato da parte del Napoli, perché dal gruppo Telegram le notizie arrivano prima. Il presidente della Juventus e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si sono incontrati oggi a Napoli per analizzare lo studio tecnico di un gruppo di studiosi coordinati dall'assessore Cosenza sulla possibile riapertura del terzo anello dello stadio Maradona mediante adeguate lavorazioni, nell'ottica di una complessiva riqualificazione dell'intero impianto. Al termine dell'incontro, molto cordiale e collaborativo, le parti hanno concordato di eseguire ulteriori approfondimenti e di aggiornarsi a breve. Insomma, niente. Ci aggiorniamo, non è successo niente. Ma tra ieri e oggi, insomma, arrivavano tutte le notizie su De Bruyne, e adesso arrivano i dettagliucci, dettaglini. Poi è spuntato perché Fabrizio Romano ha smentito l'interesse del Liverpool, e arriva poi da Repubblica occhio al Galatasaray. Galatasaray si inserisce sempre se ci sono dei giocatori anziani che cambiano aria. Si inseriscono sempre. Ovviamente, come c'è l'aggancio belga per il Napoli, no? Perché Lukaku, perché Mertens all'epoca sono grandi amici. Mertens sta al Galatasaray, quindi ci sta come aggancio anche lì. I turchi pronti ad offrire oltre 6 milioni netti, e ci avessimo a perdere per 6 milioni, ho risposto io. È chiaro, 6 milioni glieli puoi dare, non è un problema. E la Laurentiis avrebbe dato il via libera. Questo servirà anche al presidente di illustrare i suoi ambiziosi progetti futuri ad Antonio Conte. E qua arriviamo alla lettura che dà pastore alla vicenda. De Bruyne ha fatto sapere agli amici più stretti, questo è un gruppo WhatsApp che tiene De Bruyne, e che la Gazzetta dello Sport è riuscita a intercettare, che non aveva cliccato su encrypted, end-to-end encrypted, e quindi ha detto a tutti i suoi amici: ma lo sai che sono proprio lusingato, che il Napoli mi sta cercando? L'ha fatto sapere. Domani abbiamo la conferenza, e lo sappiamo e siamo pronti. Offerta intorno agli 8 milioni, si è partiti da 7, bla bla bla. Si spalma. Mi piace la Nutella. Il viaggio in Inghilterra, vedi, prima è andato per Kivior, poi dopodiché ha preso il treno ed è andato a capire che nel frattempo ha mandato la moglie a cercare gli appartamenti. Vai subito a cercare gli appartamenti a Napoli. Pedulla che ribatte, Parma-Napoli, Lobotka solo personalizzato, l'abbiamo detto, e poi si aggiungono Darwin Nunez, Jonathan David e Omoro Dion che ritorna, e mettiamoci dentro anche Lee Kang-in per quanto riguarda, quindi qualche ritorno di fiamma che il Napoli fa sempre, o almeno le notizie escono sempre per i ritorni di fiamma. La Juve vuole Osimhen. Vabbè. La moglie non ha gradito gli appartamenti. Ora mi sposto ulteriormente e volevo ascoltare con voi. Diamo anche un po' di coordinate, visto che insomma se ne è parlato da ieri. Il Napoli ci sta provando per De Bruyne, sono voci che arrivano da Manchester, che però trovano sponda e trovano conferma. La trattativa è molto difficile perché insomma l'ingaggio di De Bruyne è gigantesco, si va sui 20 milioni lordi o anche forse qualcosa di più. Però dobbiamo sempre ricordare gli sponsor suoi personali. Questo tutti i giornalisti se lo dimenticano sempre, che poi il Napoli o li devi lasciargli i diritti d'immagine, altrimenti glieli devi poi corrispondere, devi accollarteli tu e glieli devi corrispondere, e questo a livello di tasse è tutto un altro problema. Napoli ha allacciato rapporti con l'entourage del giocatore, che ricordiamo, se non ricordo male, non ha procuratore. Quindi perché ricordavamo prima che l'ultimo rinnovo l'aveva fatto da solo, portando delle statistiche, però si è avvalso di Ferré. E questo è vera, questa cosa qua, quindi non potresti non avere le commissioni, potrebbe anche chiedertelo lui il bonus poi alla firma. Dice: signori, io sono De Bruyne, rendetevi conto di quello che sono, portando i dati eccetera eccetera. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di fare. Però evidentemente se lui è rimasto male che il Manchester City non ha voluto fargli un ulteriore rinnovo, potrebbe
perogare la sua causa. Ditemi voi come si dice. Del Ferré inglese. È anche più soggetto a sentire le ragioni della famiglia, certo, che chiaramente lo pare accompagna. essere grande fan sì, della Campania. la questione è chiaramente legata all'ingaggio. Conte è una garanzia, o meglio, attenzione anche a questo aspetto, secondo me, che pare che ci sia stato già un incontro tra Manna e De Bruyne. Secondo me è anche interesse del Napoli farla filtrare per dare a Conte segnali di un Napoli che vuole continuare a costruire sulla stagione, indipendentemente se lo prenderanno o meno. certo, sì, Okay. però ecco, già l'idea che tu, dopo aver tra virgolette risparmiato a gennaio e magari vendere Osimhen e i soldi della Champions, vuoi fare un mercato all'altezza delle richieste di Conte, che sappiamo non essere proprio per tutti i palati, e quindi ecco, partire quantomeno come appeal con un nome del genere può essere anche mediaticamente un qualcosa che quasi costringe Conte a dire ok, devo stare vestito, avete la mia attenzione, come esatto, diciamo, come Leonardo la mia DiCaprio. acquista, adesso avete la mia attenzione. Però è difficile, perché naturalmente stiamo parlando di un grande campione che compirà 34 anni a giugno, questo è un altro discorso, è un giocatore fuori tempo massimo, può ancora in Serie A dare... È più o meno integro, anche se insomma quest'anno ha saltato un po' di partite, non è da buttare, sta giocando anche bene in questo finale di stagione. Rimasto molto male che il City non gli abbia offerto il prolungamento del contratto. Secondo me in Premier, mezza Premier almeno ci proverà tutta con De la Bruyne. Serie A ci proverà, sì, però chiunque potrebbe permettersi De Bruyne titolare, certo, o comunque diciamo no, poi... 12° uomo. Bello il discorso del 12° uomo, perché comunque se ti prendi un giocatore che ha la sua età, che sicuramente in Serie A può fare ancora la differenza alla grande, probabilmente per altri 2 anni, se poi fa la sua vita da atleta, che sono sicuro che lui faccia, tu lo devi proprio considerare quell'uomo in più, nel senso, non è che ci punti per dire è il tuo titolare assoluto e non ha una riserva, tu lo devi bello alternare. Ecco, l'anno prossimo che cosa significa fare la Champions? Vuol dire che proprio il minutaggio scientificamente glielo dividi, lo programmi, se non ci sono infortuni già sai che ne deve fare 40 in questa partita, quell'altra se la fa tutta McTominay, qua alterni a seconda dell'avversario, ti servono più bocche da fuoco, lo puoi far giocare a centrocampo ma lo puoi far giocare anche esterno d'attacco, lo sappiamo che lui è abbastanza ambidestro, esplode, deve stare vicino alla porta, secondo me è un giocatore del genere, ma può fare anche regia più bassa, è un giocatore stiamo parlando del non plus ultra del calcio internazionale, che arriverebbe un po' tardi, ma tardi te lo puoi permettere tu Serie A, ma nessuno venga a dire ma poi chi ti vendi eccetera eccetera, a parte che sappiamo che molti possono lasciare e non sarebbe nemmeno folle lasciare e pensare di rinfrescare un po' l'ambiente dopo un'annata tosta come questa qua, dopo le annate fatte. Leggasi anche Salo, poi non vi dovete proprio preoccupare che ci sta un uomo in più, assolutamente. Poi Fai sta una lui, questione economica, immagino. sta lui anche magari pensare di fare un'esperienza lontano dall'Inghilterra, dove gioca da ormai 9 anni mi pare. Sono tutte cose che poi chiaramente pesano alla fine. Tanti belgi sono passati a Napoli, Lukaku, il nazionale De Bruyne, Lukaku, Mertens in passato, sicuramente le reference sono buone. Tutto qua, il discorso c'è, non è assolutamente facile. Si è parlato per tutto l'inverno di giocatori che non sono arrivati, Garnacio soprattutto, che insomma alla fine diventò anche una cosa un po' stucchevole. Vedremo, non la cavalcherei troppo, secondo me non è, credo che l'interesse del Napoli per me è metterla lì, ma non ricamarci troppo. Soprattutto in questi giorni, che insomma i pensieri devono essere altri. Su altro. Siamo non d'accordo, ma d'accordissimo, nel senso che mi sembra proprio una chiave di lettura interessante e sagace, e poi si vedrà. Nel frattempo, vedi, oltre a De Bruyne escono a raffica a seguire tutta una serie di altri nomi altisonanti, altri nomi sonanti, altri sonanti, e quindi dà proprio l'impressione che questo sia la strategia, nel senso ci muoviamo forte, ci muoviamo presto, senza sapere se Conte è ancora il prossimo allenatore, e il Napoli l'incontro si dovrà fare, e questo non c'è dubbio, ma tu a prescindere non ti puoi presentare con una scommessa l'anno prossimo, devi presentare o con Conte o con un allenatore di quel livello là. Non c'è alcun dubbio, anche per dare garanzie, perché adesso anche i giocatori hanno nell'occhio questa cosa, dice aspetta, 2 anni fa vittoria scudetto
e poi un pochino di poca credibilità con 3 allenatori così. Quest'anno invece vittoria o non vittoria scudetto, diciamo vittoria, speriamo vittoria, e l'anno prossimo non è che puoi rifare la cosa da capo e bisogna mettere le basi. Quest'è, amici bellini, io lo sapete, col mercato finché non arrivano, finché non si è nemmeno aperto il mercato, ma il mercato è aperto tutto l'anno e stiamo lì ad ascoltare, commentiamo le notizie o i rumors, quello che volete voi. Non mi affido poi agli immobiliaristi, nel senso, la moglie non le piacciono le case, quindi adesso ha cambiato idea, se vai cercando le ville e allora De Bruyne va al Como, è una bella villa sul lago e figurati se non la troviamo. Oppure entra in gioco il Venezia, la Fiorentina. Capite quali nomi vi sto dicendo? Cioè delle città che poi dall'estero vengono viste come il punto di riferimento turistico dell'Italia, no? Si va a Venezia, si va a Roma, si va a Milano, però Milano non è cioè Milano vai perché la moda, e sappiamo, però non è bellissima proprio da vivere, insomma, si va a Como, se devi andare da qualche parte. Firenze, mi porti un bacione a Firenze, e quindi vedi che se vuoi creare una situazione che coinvolga più la famiglia che non il percorso, il progetto sportivo, e allora anche il Venezia entra in gioco. È chiaro che non se lo può permettere, ma siamo a questo se basiamo l'arrivo di De Bruyne sulla larghezza degli appartamenti che puoi trovare a Posillipo. Non c'è dubbio. E poi si trovano, se li cerchi, si trovano anche grandi abbastanza per accomodare tutte le vostre richieste. Si trova. Insomma, speriamo bene per quanto riguarda Neres. Domani chissà se in conferenza le piace De Bruyne, se arriva questa domanda qua, Conte è capace che si alza e se ne va. Perché secondo voi in questo momento Conte sta pensando al mercato, sta ascoltando queste notizie? Secondo voi Conte si fa destabilizzare da queste notizie o dei rumor, o convincere da queste notizie di mercato? Io penso che Conte stia come un pazzo per cercare di fare dei gol al Genoa, di fare gol al verrà messo a posto il Genoa. Io ho guardato un pochino le statistiche della partita col Milan, insomma affollate, entrambe le squadre affollate. Il Milan non è stato schiaccia sassi, poi fanno un autogol quelli del Genoa, però affollate entrambe. È stata una partita abbastanza equilibrata, con Maignan che ha fatto delle parate importanti, e quindi sono squadre che adesso, quelle che non hanno più niente da chiedere al campionato, si possono togliere lo sfizio, si possono giocare senza pressione. Siamo alle solite, ragazzi. Vale la motivazione o vale la mancanza di pressione? La partita poi ce lo dice, e vediamo quello che succederà. Io sono un po' emozionato, perché voi non avete idea. Una cosa è stravincere uno scudetto, che già lo sai a febbraio, a marzo, che praticamente l'hai fatta, allora fai tutte le cose, le magliette, le tazze, ti diverti, le bandiere, eccetera. Io sono cacatissimo sotto, e non so nemmeno quando poi mettere le live decisive. Dovete stare tuned, dovete iscrivervi al canale e dovete lasciare i like ad ogni video, dopodiché ne parleremo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Non si sente, fate conto che ho suonato la campanella.